24 ragazzi delle 8 parrocchie dell'ambito pastorale della zona di Carasco, San Colombano Certenoli e della Val Cicana hanno ricevuto il sacramento della Cresima nella chiesa parrocchiale di San Marziano a Carasco. La celebrazione è stata l'occasione per l'incontro del vescovo con le comunità di questa zona nella visita pastorale al vicariato di Graveglia e Sturla. L'ambito è nato un anno fa. Diciamo così che è un lavoro chiaramente agli inizi, embrionale, quindi ancora da scoprire e forse ancora da vivere. Forse non ci rendiamo ancora bene conto di cosa possa significare collaborare, vivere insieme, condividere tante esperienze, perché siamo abituati a farlo in modo piuttosto periferico, cioè ognuno per sé. Comunque il Signore poi ci aiuterà a farlo. Penso che questa sia un'occasione anche per vederci, iniziarci a vedere, iniziare a conoscerci anche e iniziare a guardare che cosa significa che in realtà chi sta muovendo non è la necessità, quindi le necessità parrocchiali, le necessità della mancanza dei preti, che certo è il motore in un certo modo, ma che dietro c'è il Signore che ci chiama, no? A scoprire che quello che conta è veramente condividere l'esperienza della fede, che nei piccoli centri non si può più fare, ma che se invece ci mettiamo insieme è possibile farlo e farla anche in qualità. Quest'anno nell'ambito pastorale di questa zona è iniziato il percorso del dopo Cresima, un cammino interessante condiviso con le famiglie dei ragazzi. Poi noi adesso stiamo cercando di formare quello che il Vescovo ha chiesto a tutte le comunità nel documento di giugno, cioè un consiglio di ambito anche, e la visita pastorale sarà un'occasione anche per che il Vescovo possa dire una parola e iniziare anche questo momento. E un altro momento che abbiamo cercato di fare nelle nostre comunità è quello che ci proponeva il Vescovo sulla parola. Noi ci vediamo in due momenti diversi, qui a Carasco tutti i giovedì sera e poi invece una volta a San Colombano e una volta a Celesia Cicchero per fare questo momento al martedì.